cosa rende unico un vino del Montello? Beh, il vino del Montello è reso unico dalla situazione un po' climatica, geologica. Siamo a ridosso di una faglia sismica e il Montello è una collina in pratica che si è sollevata per effetto di uno schiacciamento, insomma, di zolle terrestri, che ha causato una deviazione del fiume Piave, e quindi si sono create tutta una serie di situazioni proprio geologiche, le quali dopo il carattere delle terre rosse che sono presenti danno un'espressione che è unica, è sempre caratterizzata da tanta freschezza e da vini che secondo me proprio in questo momento potrei dire moderni, cioè che hanno un'espressione, una bevibilità e una freschezza che è quella che insomma penso cerchiamo adesso nel vino. Voi siete famosi anche per un vino che si chiama Capo di Stato. Qual è l'annata migliore? L'annata migliore probabilmente di quelle che abbiamo fatto fino adesso è proprio lui, quella che stiamo presentando qui a Vinitali, che è la 2021, perché è una di quelle annate fortunate dove si è avuto la possibilità di fare veramente quello che si voleva in campagna, quindi di raccogliere nel momento perfetto, e quindi sono veramente tra quelle poche annate che ci lasciano proprio esprimere al meglio quello che sappiamo fare. Ecco, penso che sia questa annata qui al momento, dopo speriamo di averne altre in futuro. Voi avete anche, oltre ai vini rossi, degli champagne spettacolari. Sì, ancora tanti anni fa, ancora negli anni 80, mio papà aveva iniziato a importare degli champagne, e una cosa che dopo si è interrotta per un po' di anni, negli anni 90, e dopo ho avuto la fortuna di conoscere delle persone che mi hanno portato a riscoprire dei piccoli produttori, in particolare Jean Michel, che è quello che importiamo adesso, col quale si è legato proprio un legame anche di amicizia, e quindi è più di 20 anni che lavoriamo assieme con soddisfazione.